A noi non interessa punire questa signora, a noi interessa il bambino. L'avvocato Tiziana Nordio è il legale della nonna del bambino di Mogliano Veneto sottratto nel 2018 al padre, dalla madre polacca e mai più rivisto, malgrado una sentenza di affido condiviso emessa in Italia e recepita in Polonia. Il padre non ha alcuna notizia del minore, non notizie chiare, non sa dove va a scuola, non ha mai visto una pagella, non sa qual è la situazione di salute, ha dei contatti sporadici che sono totalmente manipolati dalla madre che decide se rispondere o meno al telefono, cosa far dire al bambino. Ma la madre, incalzata sulla restituzione del minore, che oggi ha 8 anni, puntualmente interrompe le telefonate. È emerso il reato in tutta la sua chiarezza. In attesa della sentenza del processo intentato alla donna, che dovrebbe essere pronunciata a ottobre, l'avvocato Nordio si è appoggiata a un altro studio che suggerisce un ulteriore percorso oltre a quello penale. Propone un'azione civilistica di rimpatrio del bambino in Italia, per esempio un rientro graduale per le vacanze o comunque un minimo di affido condiviso, per quanto possa essere possibile avere un affidamento condiviso con un bambino che sta in Polonia, ma noi vorremmo provare In modo da accelerare i tempi, altrimenti occorrerebbe attendere la condanna in appello della madre del piccolo, che le costerebbe la patria potestà. Nel frattempo la nonna ha ottenuto di poterlo vedere non solo in videochiamata, ma anche di persona. Vado in Polonia a trovarlo, certo che lo devo vedere in una stanza chiusa, mezz'ora con la madre e un'ora e mezza con mio nipote. Sarà dura, però mi darà modo di parlare al bambino, del papà, visto che lui fa le chiamate di papà, nonna mi ha dimenticato. Poi mi spetterà anche di averlo in vacanza, ma lei non me lo darà mai. Io le ho proposto di venire qui, che tornasse in Italia con questo bambino. Poi se lei vuole andare a vivere in Polonia, che vada. Alteniamo sto bambino un po' di qua, un po' di là, il Natale, la Pasqua. Il bambino ha bisogno della madre, ma anche del padre.